Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, cominciata quest'oggi con una edizione straordinaria alle 11:15 per seguire in diretta da Venezia la nomina dei nuovi assessori regionali della Giunta Stefani. Proseguiamo ora con la cronaca che purtroppo riporta in primo piano ancora l'emergenza incidenti stradali. L'ennesima tragedia si è verificata ieri sera in provincia di Treviso, a Gaiarine, dove a perdere la vita nel frontale contro un'altra auto è stato un anziano 84enne. Sentiamo. Lo schianto frontale lungo la stessa strada del locale gestito dal figlio Silvano, l'impatto violento con un'auto che arrivava dalla direzione opposta, forse per un malore o per una distrazione. Si è spezzata così a 84 anni la vita di Eddo Saccon, pensionato molto conosciuto a Gaiarine, morto nel tardo pomeriggio in via Sacile a Francenigo. Al volante di una Hyundai è finito contro l'auto di una sessantenne del posto, uscita a sua volta ferita dall'incidente. Le 18:45, una zona familiare a Saccon, non distante dalla sua abitazione e dal Saks, il locale di famiglia passato ora a uno dei figli. Lì l'84enne si recava spesso e proprio poco distante da quello che è un punto di riferimento per la piccola frazione si è consumato il dramma. L'invasione di corsia, le cui cause sono ancora al vaglio, lo scontro tra le due vetture, una delle quali è finita fuori strada ribaltandosi nel fossato, le prime chiamate ai soccorritori e il traffico subito in tilt. Quando è stato estratto dall'abitacolo per il pensionato non c'era più nulla da fare. Sul posto anche il sindaco Diego Zanchetta e l'assessore Valentina Pezzin, che hanno portato ai familiari la vicinanza dell'intera comunità di Gaiarine. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica del sinistro da depositare in procura. E di oggi anche la notizia di un'importante operazione antidroga della Polizia di Venezia al termine di indagini coordinate dalla Procura distrettuale su un'organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico. Gli agenti hanno arrestato 4 persone di origine nigeriana. L'inchiesta, condotta dalla squadra mobile, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di 54 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga. Le misure sono state eseguite nelle province di Venezia e di Padova, nonché in Francia. L'indagine è scaturita monitorando la capillare rete di pusher attiva sulla piazza di spaccio di Mestre, nella terraferma veneziana, ed hanno portato a ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione della droga, individuando la struttura di un sodalizio criminale transnazionale con vertice operativo in Olanda ed attivo in Italia ed in altri paesi europei, dedito soprattutto appunto allo spaccio di cocaina in Veneto ed anche in altre regioni italiane. E continuiamo con la cronaca per parlare ancora di furti, ladri in azione a Cadoneghe, nel Padovano, nel mirino dei Predoni, il quartiere di Meianiga. Ci aggiorna Federico Fusetti. Buongiorno da Cadoneghe, anche qui insomma, come stiamo un po' facendo negli ultimi giorni, la situazione dei furti nelle abitazioni non è assolutamente rosea, prese di mira parecchie abitazioni anche nelle ultime ore, infatti chiedo al sindaco Marco Schesaro, che ringrazio, com'è la situazione, arrivano messaggi anche in queste ore su quello che sta accadendo? Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, arrivano queste segnalazioni dai vari cittadini che devono vivere purtroppo questa situazione, alla quale però noi non ci vogliamo assolutamente abituare, quindi convivere, ma vi sono dei fenomeni di tentativi di furti, di scasso alle tapparelle di casa, c'è gente che ha timore addirittura di stare in casa da sola perché appunto questi banditi non hanno neanche più timore di entrare nelle case quando dentro ci sono le persone. Sono fenomeni
veramente schifosi, scusatemi il termine, ma è incredibile come noi non possiamo vivere in tranquillità nelle nostre comunità e nelle nostre case. Ci sono queste bande che segnatamente di extracomunitari che vengono in questi territori e soprattutto in questa parte dell'anno si dedicano alle rapine, agli scippi e anche ai furti in casa. Intanto parliamo di orari spesso che sono proprio quelli in cui la gente, le famiglie sono all'interno, quindi prima di cena, sì, anche qui a Cadone che è così. Sì, è accaduto anche qui, quindi non è più nel cuore della notte, ma è addirittura quando le persone sono a casa e stanno magari consumando la cena in famiglia, sentono un rumore, un botto e escono in terrazza e vedono, diciamo, il ladro sulla grondaia. Questo è accaduto non più tardi, una decina di giorni fa a Bragni, dove una persona è uscita, si è messa a urlare, ha visto un ladro e cercava di arrampicarsi per la grondaia ovviamente e poi è fuggito. Senta, lei è intervenuto anche sulla questione, diciamo, delle passeggiate o comunque qualcuno le chiama ronde dei cittadini e insomma ha detto non possono sostituirsi alle forze dell'ordine. Com'è un po' l'atteggiamento del Comune nei confronti di queste iniziative? Ma l'atteggiamento del Comune è favorevole quando i cittadini si mettono assieme e lavorano per la comunità, per il bene comune. E per questo c'è il controllo del vicinato. Il controllo del vicinato è un'istituzione che è regolata dalle norme e dai rapporti tra le istituzioni comune e prefettura. Noi riteniamo che questo non risolva i problemi, ma aiuti la gente a essere innanzitutto consapevole, in secondo luogo a lavorare e non essere omertosi e girarsi dall'altra parte. Quindi quando c'è un fenomeno che vediamo nel nostro quartiere di strano eccetera, lo si comunica per mettere un'allerta generale e poi nel caso chiamare il 112. Ma le ronde, quando queste danno l'impressione di volersi sostituire allo Stato, di essere alternativi alla forza pubblica, no, questo non possiamo assolutamente permetterlo, perché la sicurezza, il presidio del territorio e soprattutto i fenomeni delittuosi devono essere combattuti dallo Stato, dalle sue istituzioni, soprattutto dalle forze dell'ordine che sono presenti nel territorio. Io dico sempre, l'attenzione, l'onestà, non bisogna solo essere, bisogna anche apparire, e in questo caso le ronde, queste cose qui, non devono solo dire no, non ci vogliamo sostituire allo Stato, bisogna anche apparire. Questo deve anche sembrare alla cittadinanza che così non è. Ecco, quindi il messaggio che io voglio dare è che lo Stato c'è, le istituzioni ci sono e nessuno si può sostituire alla forza pubblica e alle forze dell'ordine. Questa è dunque la situazione a Cadoneghe sul fronte dei furti. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta con altre notizie. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, ancora cronaca da Treviso con quanto accaduto ieri mattina nel centralissimo punto vendita della Conad in via Risorgimento, all'interno di un quadrante cittadino in pieno centro che sta diventando sempre più preoccupante per quanto accade sul fronte della sicurezza. Vediamo. Sono le 10:30 del mattino quando all'interno del supermercato Conad in via Risorgimento, a 2 passi dal Duomo di Treviso, si scatena l'inferno. 2 uomini, pare magrebini, in evidente stato di alterazione, entrano nel market. Uno si dirige al reparto alcolici, l'altro all'ortofrutta, dove comincia a mangiare dell'uva e ad inveire e molestare i presenti chiedendo denaro. Nel supermercato ci sono il titolare, la figlia ed alcuni clienti. Abbiamo chiesto a questi 2 individui di allontanarsi e hanno iniziato di nuovo a inveire nei miei confronti e nei confronti della mia collega, dicendo parole che non si possono dire in televisione, però con minacce gravi. Il titolare chiama le forze dell'ordine, ma nell'attesa dell'arrivo della pattuglia la situazione si fa sempre più tesa. Uno dei 2 uomini diventa sempre più aggressivo, tanto da far temere i presenti per la propria incolumità. Ci siamo
riposti all'interno del box informazioni perché avevamo paura un po' di come si stavano mettendo le cose. In quel momento mia figlia, la mia collaboratrice che è mia figlia, ha tirato fuori lo spray peperoncino, gliel'ha spruzzato in faccia e lui ha continuato a inveire e a dire parole grosse nei confronti di tutti e due, e dopo poco è arrivata la pattuglia e l'hanno portato via. Dopo la denuncia restano rabbia e paura. Questi individui devono finire di entrare nei supermercati e creare panico, sia per i miei collaboratori che per la mia clientela. Quanto accaduto oggi non è un caso isolato. Episodi di questo tipo sono sempre più frequenti, ci racconta il titolare. Un mese fa, nell'altro punto vendita a Fiera, un dipendente ha riportato una frattura alla mano nell'allontanare un individuo molesto. Qui, in centro, 10 giorni fa, una collaboratrice è stata strattonata da un ragazzo che le ha storto un dito. 15 giorni fa abbiamo avuto un altro evento simile, sempre con denuncia, e visto l'occasione di questo evento mi sono procurato, per tutelare i miei collaboratori e le mie collaboratrici, ho procurato dello spray peperoncino, quello legale comprato sui siti, dove le ho consegnato a ogni cassiera, perché chi fa il turno di sera, chi fa il turno di chiusura deve essere tutelata. Ci sono giornate tipo il sabato sera, la domenica, dove girano bande di ragazzini oppure gente che un po' alterata e viene dentro e crea problemi, e le ragazze giustamente sono giovani, ma ci sono anche mamme e hanno paura per all'interno del negozio e poi alla sera quando chiudono il negozio, che devono andare a casa, che devono andare a prendere la macchina nei parcheggi qua intorno. Qui a pochi metri da via Castelmenardo, dove un anno fa venne ucciso Francesco Favaretto, si sperava che con la chiusura dell'ex ECA la situazione migliorasse. Purtroppo non è così. Si sperava questo, però la situazione continua a essere problematica, specialmente qua in zona Treviso. Ed ora torniamo a parlare di politica e di imprese con il nostro prossimo ospite. Benvenuto a Gianni Mezzalana, presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Confartigianato Imprese Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Ecco, allora abbiamo sentito la nuova giunta, la composizione della nuova giunta che proprio questa mattina è stata annunciata dal presidente della regione Alberto Stefani. Per quanto riguarda diciamo quanto di vostro interesse nello specifico, quindi le attività produttive, cioè le imprese, il neo assessore con delega alle imprese, al commercio e alla sburocratizzazione è Massimo Bitonci Padovano, già anche sindaco di Padova, attualmente sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze. Quali sono quindi le richieste che le imprese artigiane e le attese che le imprese artigiane hanno dalla nuova giunta regionale, dalla politica quindi? Allora, innanzitutto bisogna premettere che questa giunta nasce in un momento delicato sicuramente, però incisivo per il Veneto. Perché? Perché c'è un sistema economico che tiene, ma che mostra dei segnali di affaticamento, diciamo. Soprattutto sul fronte del ricambio generazionale e della nuova imprenditoria. Sicuramente il giudizio di oggi può essere di fiducia responsabile nel presidente Stefani e nella squadra, appunto, anche in Bitonci, come ha già detto lei, anche però di consapevolezza che servono delle decisioni chiare e rapide, sicuramente orientate al futuro praticamente. È da tempo che sappiamo che Stefani si è trattenuto per sé la delega ai giovani e accogliamo sicuramente con estremo favore questa indicazione che ci ha dato Stefani. Diciamo quello che chiediamo come giovani imprenditori sono delle cose semplici, abbastanza ovvie, diciamo, date da questo periodo e anche da un documento che è stato condiviso da Confartigianato, che parla del Veneto come una provincia che sicuramente ha un grande indice di occupazione, però è poco appetibile per le nuove imprese.
Teniamo conto che in un contesto in cui siamo adesso, negli ultimi 10 anni abbiamo perso un quarto delle imprese under 35, e che è un segnale che sicuramente va letto, diciamo, con le dovute cautele, questo. Quello che chiediamo comunque è sicuramente uno sportello unico per i giovani, in modo da sburocratizzare tutti i processi, avere tempi certi su autorizzazioni, bandi, contributi, una PA che velocizzi quindi i processi, evitando perdite inutili di tempo, una fiscalità agevolata per chi apre l'impresa, perché non è semplice aprire un'impresa, lo sappiamo, e poi anche degli alloggi moderni per trattenere, diciamo, i giovani lavoratori qualificati del territorio. E con questo va fatto anche un passaggio dal punto di vista della famiglia, perché spesso i giovani hanno dei figli ed è difficilissimo trovare posto negli asili nido. Dovrebbe esserci delle convenzioni, dovrebbero esserci con i lavoratori. E poi dovrebbe esserci anche un fondo per le start-up artigiane, perché sicuramente per accedere a del microcredito agevolato per chi apre un'impresa, però anche per aiutare i giovani a tradurre un'idea imprenditoriale in un'impresa vera, perché, diciamocelo, non dovrebbe essere un eroe chi apre un'impresa, dovrebbe essere una conseguenza normale dello sviluppo territoriale, nel senso, io finisco gli studi e poi decido di aprire un'impresa, ecco. Mezzalana, che è quello che era un po' l'aspetto tipico proprio del nostro territorio, del nord-est, sta venendo meno. Sono sempre meno i giovani che decidono di aprire un'impresa. Quello che fino a non molti anni fa era un po' il sogno di tanti ragazzi che si approcciavano al mondo del lavoro, quello di mettersi in proprio, di realizzare una propria attività, attualmente non lo è più. Quindi anche forse questo aspetto di avere come dire, istituito anche un'apposita delega alla sburocratizzazione potrebbe essere un segnale positivo magari per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Sì, certamente, sono tutti segnali forti e incisivi. Infatti molte dei temi portati dal stesso presidente Stefani erano esattamente in linea con le nostre richieste, diciamo. E questo è un punto sicuramente a favore e che ci può aiutare, diciamo, in una collaborazione per portare avanti e fare il passo decisivo per l'imprenditoria veneta. Sicuramente noi comunque come giovani non è che chiediamo dei favoritismi, diciamo, perché come è stato detto alla ultima convention che è avvenuta a ottobre nazionale, col tema della restanza, la restanza è il desiderio dell'imprenditore di restare nel proprio territorio e farlo crescere. E noi giovani non vogliamo andare via dai nostri territori, vogliamo restare, costruire ed innovare. E il desiderio è che ci sia un Veneto che non abbia paura del futuro, ma lo guardi, un Veneto che guardi negli occhi il futuro e dica: io ci sono, ok, io ho fatto le modifiche strutturali per permettere ai giovani di poter avere fiducia in sé e fiducia nel proprio territorio. Questo secondo me è importantissimo e secondo me siamo sulla giusta direzione. Ora bisogna vedere se questo si concretizzerà in fatti. Ecco, questo lo vedremo ovviamente solo nei prossimi mesi. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Gianni Mezzalana, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese del Veneto. Noi ora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Bassano del Grappa per vedere assieme un nuovo progetto che consente di monitorare gli afflussi turistici in città intercettando diciamo, i telefonini delle persone. Ci racconta tutto Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon.
Ci troviamo in centro a Bassano del Grappa, siamo entrati nel vivo dei flussi turistici della stagione invernale. Con me Alberto Borriero, presidente della Confcommercio di Bassano del Grappa, e assieme a lui parliamo di questo nuovo metodo per monitorare i flussi dei turisti presenti in città, e si comincia proprio dal lungo weekend dell'8 dicembre, quando si è registrato un numero importante di persone che hanno deciso di recarsi proprio a Bassano del Grappa. Intanto vogliamo capire con lei come funziona questo nuovo sistema di monitoraggio. Allora, non è un sistema nuovo, perché comunque si basa sugli agganci dei singoli cellulari alle reti telefoniche. Quindi cosa accade? Che tramite un software che ci fornisce una compagnia telefonica riusciamo ad avere un macro dato che ci permette di capire quante persone in una determinata fascia di orario in un'area specifica transitano. Quindi abbiamo uno spaccato molto preciso e dettagliato delle presenze in un determinato periodo. Specialmente possiamo monitorare che, prendendo ad esempio il mercatino di Natale, dall'inizio fino alla fine del ponte abbiamo monitorato circa 390.000 presenze, quindi è un dato importantissimo e ci permette di capire anche quante persone da dove arrivano, soprattutto quindi una differenziazione geografica nazionale, regionale e addirittura estera, e soprattutto la cosa che è importante da dire è anche il tempo di permanenza, quindi quanto sostano. Quindi abbiamo delle fasce di permanenza che vanno dalle 2 ore, da 1 a 2 ore, e altre, una buona parte, circa il 47% delle persone, rimangono dalle 2 alle 4 ore. Quindi significa che non vengono solamente per vedere una singola attrazione o vedere la mostra che sta tirando su un sacco di presenze, ma le persone vengono, visitano e vivono la città, e questa è una cosa che poi si ripercuote anche in indotto, quindi persone che fanno acquisti, persone che parcheggiano e quindi lasciano il gettone per parcheggiare, persone che bevono un caffè, che mangiano qualcosa e soprattutto che tengono viva la città, e quindi questo ci permette soprattutto di capire quanto un'iniziativa può portare a livello turistico e avere degli spaccati come degli afflussi differenziati tra infrasettimanale e fine settimana. Tra l'altro si diceva proprio fuori dalle telecamere che soltanto nel periodo tra il 7 e 8 dicembre c'è stato un numero altissimo di presenze. Stiamo parlando quasi di 89.000 persone tra sabato, domenica e lunedì dell'8 dicembre, e una buona parte, circa un 12% di persone provenienti dall'estero, quindi con preferenza Spagna e Stati Uniti. Adesso come pensate di proseguire con questo monitoraggio? Questo ci permette di capire ora la seconda metà del mercatino fino alla Befana, capire un po' i flussi turistici, e soprattutto ci permetterà di capire anche i mesi più scarichi di iniziative, quindi stiamo parlando di gennaio e febbraio, dove abbiamo meno afflusso turistico, e da lì, con questi dati, collaborare con l'amministrazione per capire di fare degli eventi specifici e attrattivi nei periodi morti. Una sorta di destagionalizzazione, chiamiamola così, che stanno portando avanti diversi comuni. Mi viene in mente uno su tutti, anche quello di Asiago. Esatto, quindi fare degli eventi fuori dai classici periodi ad alta rotazione e ad alto impatto permette di far lavorare per più tempo durante l'anno tutte le attività, e quindi portare ricchezza nel territorio quando magari ce n'è più bisogno. Ecco, dunque questa è la nuova modalità di gestione dei flussi turistici, per monitorare i flussi turistici nella città di Bassano del Grappa. Siamo ormai quasi giunti al termine di questa lunga edizione dei nostri telegiornali, iniziata alle 11:15 proprio per le comunicazioni del Presidente della Regione Alberto Stefani circa i nuovi assessori. Li vediamo rapidamente insieme per chi dovesse essersi sintonizzato su Antenna 3 proprio in questi minuti. 5 le deleghe assegnate da Stefani a
Fratelli d'Italia, e sono a Valeria Mantovan, ex sindaco di Portoviro, assessore uscente, deleghe all'istruzione, alla formazione e alla cultura. A Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego, è andato il bilancio. A Dario Bond, bellunese, la delega all'agricoltura, alle foreste e alle politiche della montagna. Poi abbiamo Diego Ruzza, sindaco di Zevio, ai trasporti e mobilità. Lucas Pavanetto, veneziano, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, a turismo e lavoro. Poi per quanto riguarda la Lega, neoassessore alle imprese, al commercio e alla sburocratizzazione è Massimo Bitonci, padovano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già sindaco di Padova. Paola Roma, assessore al sociale. Poi abbiamo Marco Zecchinato, assessore alle internazionalizzazione urbanistica, Marco Zecchinato vicentino ed ex sindaco di Orgiano. Poi abbiamo il professor Gino Gerosa, luminare in cardiochirurgia, che ha la delega alla sanità. Elisa De Berti, assessore uscente alle infrastrutture, alla quale è stata assegnata la delega alla programmazione infrastrutturale, delega assegnata anche a Morena Martini, ex sindaca di Rossano, alla partecipazione giovanile alla politica. Una novità, diciamo, di questa giunta, 2 consigliere delegate, novità questa che come ha spiegato il presidente Stefani è prevista appunto dallo statuto regionale. Siamo dunque al termine di questa edizione. Vi ricordo che si celebra oggi la festività di Santa Lucia e come ogni anno anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa officiata dal Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia. Appuntamento alle 18 in diretta su Antenna 3, e per l'occasione il telegiornale del Veneto e di Venezia di questa sera andranno in onda dopo l'edizione di Treviso. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Come sempre subito dopo la sigla andrà in onda il nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est, e poi gli itinerari turistici in Veneto faranno tappa a Crocetta del Montello. È tutto, grazie per l'attenzione, un buon proseguimento su Antenna 3.